Benissimo, io direi di iniziare e do subito la parola alla consigliera Oriana Trombì che è venuta a portarci i saluti dell'amministrazione comunale. Ci fa molto piacere perché in questa inaugurazione di conferenze, di ciclo di conferenze ci portano. Ecco, io ringrazio molto per l'invito e sono molto felice che iniziamo le conferenze oggi, quindi è una cosa importantissima, ritorniamo alla buona abitudine. Vedo che la conferenza di oggi è una conferenza al femminile e mi sembra che il tema è molto accattivante, direi. Grazie e buon proseguimento. E vi porto i saluti del sindaco che è impossibilitato di essere presente, altrimenti sarebbe qua in mezzo a noi sicuramente. Grazie. Mi trovo in questa doppia veste di direttrice e di relatrice, per cui do la parola e colgo l'occasione per ringraziare a nome del museo ma anche personalmente il gruppo archeologico adriese Francesco Antonio Bocchi che è sezione staccata del CIPSAE, e quindi colgo anche l'occasione per ringraziare il CIPSAE per questa vicinanza, per tutto quello che questo gruppo di volontari fa per il museo. Noi consideriamo veramente preziosa la vicinanza. Mi dispiace, oggi il professor Fabris, il presidente, non può essere presente per motivi di salute e quindi vi darà un saluto Cristina Scutari, la professoressa, sua moglie. Grazie mille, buonasera a tutti. Io mi sono scritta un appunto perché sennò mi dimentico tantissime cose che devo dire. Intanto a nome del Presidente saluto tutti del gruppo archeologico di Adria, proprio perché è possibilitato questa sera, accolgo proprio l'invito del CIPSAE di Rovigo e raccolgo il testimone per una splendida staffetta culturale che è iniziata a settembre al Museo dei Grandi Fiumi. Ringrazio anche la vicepresidente Sandra Benetti che è qui anche questa sera. Tutte le prime domeniche del mese, proprio con l'apertura del museo gratuito, ci saranno queste conferenze patrocinate dal MIC, dal Comune di Adria, dalla Proloco e con l'appoggio anche di Banca Adria. Dicembre è il mese che vede chiudersi 2 anni, un biennio molto importante. Il 2021 con le celebrazioni dei 60 anni dell'edificazione del museo e i 200 anni della nascita di Francesco Antonio Bocchi. Il 2022 è l'anniversario, il 50° anniversario dell'istituzione di questo museo nazionale qui ad Adria. Non è stato semplice celebrare a causa delle chiusure pandemiche, delle limitazioni, però il museo è riuscito ugualmente a lavorare ed è il museo del fare più che del celebrarsi o del celebrare. In questo mese finale dell'anno abbiamo fatto un bilancio con la direttrice di quello che è stato svolto e non ho scritto proprio tutto quello che è stato fatto, però c'è una guida bellissima, molto aggiornata, a carattere scientifico divulgativo, che si sviluppa seguendo il percorso museale, restituendone in maniera inclusiva tutte le chiavi di lettura. Il visitatore è accompagnato alla scoperta del museo con testi suggestivi, schede focus di approfondimento ed un impianto grafico che aderisce ancora di più al racconto, proprio che illustra anche il bellissimo allestimento di questo museo, che è ancora valido. Poi c'è il parco giochi per bambini, l'archeogiochi, bellissimo anche questo come progetto che è stato svolto appunto, iniziato quest'anno a giugno, e dove c'è proprio questa valorizzazione della cultura verso i bambini per poter appunto gettare la possibilità di imparare arte, archeologia e anche il riuso, perché sono stati utilizzati tutti alberi appunto che erano stati insomma travolti da quel brutto infortunio sull'altopiano, insomma, sì. E poi il preciso lavoro che c'è stato di mettere le etichette
tramite tutte le didascalie sia in italiano che in inglese. Questo è stato un lavoro non semplice perché è molto delicato ed è proprio fatto da un punto di vista scientifico, effettuato grazie ai contributi di moltissimi studiosi. Si concludono quindi 2 anni che hanno visto il museo del fare e con le innumerevoli ricerche effettuate sul territorio, sia negli scavi, incrociando i dati, siamo riusciti ad avere un aggiornamento di sintesi che verrà appunto illustrato dalla dottoressa Alberta Facchi, la nostra direttrice. Durante il periodo di chiusura e di limitazione per pandemia, i sotterranei del museo sono stati una grossa fonte di informazioni e gli studiosi hanno offerto un ampio e nuovo modo di vedere un sacco di eventi nella storia. La prossima data degli incontri, per i quali ho fatto un piccolo così ricordo, un segnalibro, sono appunto le prime domeniche del mese. L'8 gennaio ci sarà Fiorenza Bortolami e Giovanna Gambacurta con l'insegnamento dell'età del bronzo in località Molara d'Adria. Il 5 febbraio Luciana Mandruzzato e Alberta Facchi parleranno dei vetri di Adria alla luce delle nuove tecnologie. Poi il 5 marzo Alberto Andreoli ci parlerà delle iscrizioni della città di Adria. Il 2 di aprile Pier Giorgio Sovernigo parlerà delle ghiande missili di Adria. Il 7 maggio Sandra Bedetti, presenze ostrogote tra Adige e Po, e Alessandro Cecotto il 4 giugno parlerà della storia del pubblico giardino. La dottoressa Facchi, che è archeologa laureata all'Università di Padova, protostorica, oltre che divulgatrice con una lunga lista di pubblicazioni, partecipazioni a conferenze, a mostre a carattere archeologico, ha partecipato a campagne di scavo, impegnata nella divulgazione e soprattutto è direttrice di questo museo. Ci ha sempre accolto e sostenuto con un grande entusiasmo nelle varie proposte del gruppo archeologico e oggi ci farà scoprire Adria, città etrusca, un aggiornamento tra collezione Bocchi e nuove metodologie. Sicuramente Francesco Antonio Bocchi sarà contento di tutte le ricerche che sono state fatte ultimamente. Buona visione. Grazie Cristina. Ci tengo anch'io a dire che i risultati che presento oggi sono frutto sia della ricerca di anni di studiosi che afferiscono al museo, che sono gli amici di studio del museo. È qui con noi Federica Vielmarin, ma questo intervento è stato fatto anche con Maria Cristina Vallicelli, ma sono soltanto 2 tra le decine di studiosi che appunto afferiscono al nostro museo come riferimento. Uno per tutti è Andrea Gaucci, che ha molto a che fare, diciamo, con l'identificazione di Adria come città etrusca. Ma il lavoro che presento oggi è anche frutto del lavoro dei colleghi del museo, del personale del museo effettuato durante il lockdown. Il personale di questo museo regge un po' tutto. Siamo in grossa difficoltà di personale, però il nostro motto in questi mesi è stato The show must go on, cioè nonostante tutte le difficoltà abbiamo sempre cercato di tenere aperto e di continuare a lavorare anche dietro le quinte, come vi accorgerete sentendo la relazione, e questo per me è molto molto importante. I custodi del museo, il personale tutto, gli assistenti tecnici non stanno soltanto qui ad accogliere i visitatori, ma fanno un lavoro dietro le quinte che molto spesso non è conosciuto dal pubblico, ma che c'è, insomma, quindi anche qui stiamo cercando di educare la cittadinanza a quello che è il nostro lavoro. Ma veniamo alla relazione di oggi. Dunque, la relazione di oggi è una versione più allargata di un intervento che abbiamo portato con Maria Cristina Vallicelli e Federica Vielmarin al 30° convegno di studi etruschi e italici che si è tenuto a Bologna tra il 23 e il 25 giugno di questo anno.
era incentrato, il titolo di questo convegno era Gli Etruschi nella Valle del Po, e Adria è stata presentata non soltanto da noi ma anche da altri due interventi, uno della dottoressa Bonomi per quanto riguarda le necropoli e l'altro della coppia Arari-Paltineri, che comunque hanno parlato della Cora di Adria, cioè dei siti adiacenti ad Adria come San Cassiano di Crespino. E quindi anche di questo siamo contenti, cioè che Adria etrusca ha la sua importanza all'interno di quello che è l'intelligenza, diciamo, degli etruscologi italiani. Si aprirà il 21 dicembre, si aprirà l'importante mostra su spina al Museo Archeologico Nazionale di Ferrara. Cioè si sposterà praticamente la mostra attuale che c'è, perché celebra i 100 anni della scoperta di Spina, si sposterà a Ferrara, la mostra allargata. E moltissimi reperti da Adria andranno in mostra. C'è una sezione che racconta gli esordi del commercio greco in Adriatico, dove verranno ospitati i nostri reperti. Cioè in questa mostra, che io vi invito a visitare, quando sarà aperta dal 21 dicembre al 23 aprile, potrete vedere anche il perché Adria è importante all'interno di tutta la Etruria padana, cioè del territorio abitato dagli Etruschi in Etruria padana. L'occasione della mostra, tra l'altro, è importante anche perché il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara ci darà un prestito di scambio, cioè noi diamo una tomba e ci arriverà, proprio per colmare il vuoto che lascia il prestito, ci arriverà una tomba da spina. Quindi potremo anche qui in museo, a partire dal 21 o del 25, sarà il nostro regalo di Natale alla cittadinanza, quello di ospitare una tomba del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, un'importante tomba con un bellissimo cratere attico a figure rosse. Quindi la città etrusca di Adria, questo titolo ha un perché, è da qualche anno che proprio è stata determinata l'etruscità di questa città, che prima negli studi precedenti degli anni 70 così si diceva fosse una città veneta su cui poi gli Etruschi si erano insediati, invece sempre più la città sembra essere una città anche forse di primo impianto, se non di secondo, nel senso che gli strati più bassi della città sono ancora un po' un mistero, ma comunque una città etrusca. Inizio leggendo, diciamo, leggendo e poi cercherò di interrompermi e di spiegarvi meglio le diapositive, ma un testo di lettura, ho bisogno di un testo di lettura perché sono argomenti molto articolati, altrimenti rischierei di perdermi. Una recente campagna di carotaggi condotta ad Adria nel novembre del 2021, programmata nell'ambito di un progetto Interreg Italia-Croazia, il VALUE, lo stesso attraverso il quale abbiamo potuto installare l'archeogiochi, abbiamo completato, rifatto del tutto le didascalie del museo, è stata l'occasione per un riesame globale delle informazioni, anche inedite, sulla topografia della città etrusca conservate negli archivi del Museo Nazionale. Già sulla base degli scavi ottocenteschi condotti dalla famiglia Bocchi, l'abitato antico risultava estendersi nel settore meridionale dell'attuale cittadina, nel quartiere della Tomba. La chiesa della Tomba, che vedete qui nella diapositiva, è il numero 5, ma nell'Ottocento comunque tutto il quartiere, che addirittura dicevano distante da Adria, cioè il centro di Adria era quello vicino alla cattedrale, l'area del castello. Questa qui veniva considerata un po' un'area periferica dell'Adria nell'Ottocento e veniva chiamato quartiere della Tomba, anche se 5 appunto
indica esattamente l'area della chiesa della tomba. A questi scavi si devono importanti informazioni sui contesti delle prime fasi insediative del VI secolo a.C., caratterizzati da bonifiche in ramaglie e palificate lignee e strutture abitative in legno e argilla, in un ambiente umido tipico dell'area del Tizia. Più recenti indagini stratigrafiche condotte in via San Francesco negli anni 90, il numero 4, negli anni 90 del secolo scorso, e in via Ex Riformati nel 2004, il numero 2, e nel 2015-2016, hanno permesso di fare maggiore chiarezza sul primo impianto della città e di identificare sequenze di stratificazioni umide per uno spessore di oltre 2 metri, con bonifiche e impianti lignei associati a terrapieni e a un sistema di canalizzazioni fra loro ortogonali. Quindi bonifica e impianti lignei per quanto riguarda le case e strutture e canalizzazioni tra loro ortogonali. Si sono inoltre identificate potenti depositi alluvionali ascrivibili ad almeno 2 diversi episodi esondativi da collocare tra la fine del V e la prima metà del IV secolo a.C. e attribuibili a un ramo padano proveniente da sud-ovest, il cui andamento può essere grosso modo identificato con l'attuale via Ritratto. Eccolo qui. Altri dati provengono da interventi di scavo per sottoservizi o condotti, per sottoservizi o altro, condotti nei primi anni 2000 lungo le vie Cordella e Galilei, nel settore a sud del parco del museo. Scusate. Il numero 8 e 7, che per la limitata profondità non sono però andati oltre l'età ellenistica. Circa l'estensione dell'abitato antico, utili informazioni ci vengono dall'estesa campagna di carotaggi eseguita dalla soprintendenza nel 1964, i cui dati sono stati pubblicati solo in brevi notizie preliminari, ma vengono ora rivisti alla luce della loro corretta ubicazione, grazie al recupero delle piante di posizionamento. Gli oltre 100 carotaggi meccanici fino alla profondità di circa 7 metri vennero dislocati in 4 zone pilota. Solo alla bettola, cioè il numero 4 in questa diapositiva, e nell'area del museo, il numero 2 in questa diapositiva, essi confermarono la presenza di stratigrafia di interesse archeologico. Nell'occasione alla bettola furono eseguiti anche 2 sondaggi di scavo fino alla profondità massima di 3,5 metri che si attestarono su livelli di frequentazione del IV-III secolo a.C. Con lo scopo di fornire ulteriori informazioni, scusatemi, mi cade il microfono, cerco di sistemarlo un po' meglio. Con lo scopo di fornire ulteriori informazioni utili ad una più attendibile definizione dei limiti effettivi del centro preromano e a verifica dell'ampia fascia a nord dell'abitato antico, almeno in parte occupata dall'antico corso del Tartaro Po di Adria, che separava la città dalla necropoli nordorientale di Cacima, nel 2021 è stata condotta una nuova campagna di carotaggi, quelli appunto del progetto Varre. Gli interventi sono stati impostati in settori esterni all'area insediativa già nota e accertata dai dati di scavo in nostro possesso. Perché esterni? Perché non aveva senso, i carotaggi sono interventi puntuali, sono trivellazioni che restituiscono una decina di delle carote proprio stratigrafiche di una decina di centimetri. Era inutile, sono costosi, per cui era inutile andare a bucherellare l'area in cui già sapevamo che c'erano evidenze antiche, perché c'erano magari stati degli scavi o perché avevano insistito i carotaggi degli anni 60. Quello che si voleva definire era proprio l'estensione dell'abitato, quindi bisognava cercare di trovare
quali erano i punti di limite tra una stratigrafia con stratificazioni antropiche etrusche profonde e una stratigrafia senza stratificazioni antropiche etrusche profonde, cioè quello si poteva dare la certezza di aver individuato l'area dell'abitato. Naturalmente questi carotaggi sono stati carotaggi di verifica, cioè già si sapeva quale poteva essere l'estensione dell'abitato, ma con questi carotaggi si è voluto dare una verifica ultima definitiva, diciamo, per l'estensione dell'abitato. I due carotaggi più settentrionali, R1 ed R2, in questa diapositiva, che spero si veda, sì, R1 ed R2, hanno confermato la presenza di un ampio paleoalveo riferibile all'antico scorrimento del Po di Adria, Tartaro, con successive evidenze di un canale senescente occupato nell'età del ferro dalle acque appunto del Tartaro. La fase finale di abbandono vede lo sviluppo di un ambiente di palude chiuso da un potente strato torboso dello spessore di oltre 2 metri, riferibile al periodo medievale. Ad un simile ambiente di sponda rimanda anche l'analisi del carotaggio R3, eccolo qui, che rimarca l'ampiezza dell'antico paleoalveo del Po di Adria, Tartaro. Quindi con questi carotaggi si è meglio definita quale doveva essere l'ampiezza del grosso corso settentrionale che lambiva la città, quello grande, cioè il Po di Adria, Tartaro. Nei rimanenti carotaggi, dislocati marginalmente ai presunti limiti della città etrusca, l'assenza di stratigrafia antropica riferibile all'insediamento pre-romano ne ha confermato il perimetro, quello che vi dicevo prima. Si conferma sì, facciamo così e torneremo all'altra diapositiva un po' dopo. Si conferma pertanto un'estensione della città etrusca tra i 10 e i 13 ettari, delimitata a nord-nord-ovest, eccolo qui, tanto per orientarvi, questa appunto è la zona sud della città e questa qui è la via Retratto. Questo qui è l'ansa dell'attuale Canal Bianco che passa all'interno della città. Questa qui, per dirvi. Ecco, questa è l'area, l'estensione della città etrusca. Quindi si conferma un'estensione tra i 10 e i 13 ettari. Contate che Spina è non tanto più grande, tra i 10 e i 16 viene stimata. Delimitata nord-nord-ovest dall'attuale via Retratto, che appunto corrisponde a un corso d'acqua di epoca storica, verosimilmente attivo anche in epoca antica, come già era stato ipotizzato e confermato dalle recenti indagini nell'area ospedaliera e in via ex riformati. La composizione petrografica delle alluvioni individuate in via ex riformati riferibili a questi corsi d'acqua minore dell'attuale via Retratto, nelle quali risultano del tutto assenti o quasi le componenti tipiche dei sedimenti di Adige e Tartaro Po di Adria, ha accertato la derivazione di questo corso d'acqua da un altro ramo del Po, probabilmente il Po di Copparo, connesso al più meridionale Po di Spina, attivatosi tra l'età del bronzo e l'età del ferro. Ecco allora che possiamo tornare alla nostra cartina dell'idrografia, cioè queste analisi petrografiche condotte sulle alluvioni di via ex riformati e dell'area dell'ospedale, che hanno individuato dei sedimenti simili a quelli del Po di Copparo, hanno confermato un'ipotesi che era già stata data dalla lettura delle foto aeree effettuata da Peretto e poi da Peretto Bedetti già dal 1986, in cui si appunto ipotizzava, guardando le foto aeree, che il Po di Copparo, in violetto in questa diapositiva, potesse avere delle diramazioni secondarie che portavano fino ad Adria, e adesso l'analisi petrografica lo ha effettivamente confermato.
Questo è molto importante per la storia di Adria, perché se non ci fosse questo collegamento con il Po di Cupparo, noi potremmo ipotizzare un'espansione di Adria, dei suoi commerci, dei suoi rapporti, praticamente quasi solo sulle due aste dell'Adige e del Po tartaro e del sistema Po tartaro, quindi un andamento proprio est-ovest. Invece il poter dimostrare comunque un collegamento, anche se piccolo, con il ramo del Tizio che proviene, il ramo del Po padano che proviene da sud e che interessa Spina, che arriva poi a San Basilio, apre naturalmente delle prospettive e può allargare anche l'ambito di diffusione antropica, di commerci, di rapporti. Ce lo possiamo immaginare, diciamo che in poche parole ci possiamo immaginare un po' meglio quali potevano essere le vie d'acqua che consentivano ad Adria di espandersi, di commerciare non soltanto verso nord e verso ovest, ma anche in direzione meridionale e di ricevere anche da Spina o da San Basilio e dai siti dell'Etruria padana. In questa diapositiva mi è piaciuto mettere questa diapositiva perché ci ricorda il cordone dunario di età etrusca con San Basilio, con Tarina e Cazen, probabilmente proprio posti sulle dune, ma ci ricorda che Adria aveva anche dei siti in quella che è la sua cora, cioè la regione controllata da Adria, dove probabilmente c'erano delle fattorie, i siti di Gavello, di San Cassiano, di Borsea, tutti siti dove sono state rilevate importantissime evidenze etrusche. L'estensione dell'antico abitato così delineata viene, l'estensione dell'antico abitato così delineata viene a coincidere con l'area rilevata a sud del Tartaro Canalbianco, ancora oggi percepibile nelle altimetrie della città odierna, un'area che vede coincidere il suo limite nord-occidentale con la stessa via ritratto. È una sorta di tel antropico, questo con le altimetrie, determinato dalle altimetrie, risultato della plurisecolare crescita dell'insediamento antico, che ha generato una stratigrafia archeologica di oltre 5 metri di spessore e che ha i suoi punti più rilevati lungo via Angeli, assimilabile a uno dei principali assi est-ovest dell'impianto urbano. È ormai un dato riconosciuto l'organizzazione urbanistica della città etrusca già a partire dalla metà del VI secolo a.C., secondo un impianto regolare con orientamento nord-nord-ovest, sud-sud-est. No, è il contrario. Nord-nord-est, sud-sud-ovest. Tracciato dall'andamento di canali e fossati adiacenti alle case, che spesso sopravvivono fino all'età romana, quando vengono convogliati in cloache strutturate e sormontate da strade. Quindi diciamo che questa pianta di Adria adesso è confermata anche dalle recenti indagini, carottaggi e della revisione di alcuni scavi. Ma a noi piace sempre, a me almeno, piace chiudere gli occhi e potermi immaginare una città, e penso che questo sia quello anche che vorrebbero gli adriesi. Questa è una ricostruzione grafica di quella che doveva essere Spina in età etrusca. L'abitato di Spina è stato meglio scavato perché non è così urbanizzato come l'abitato di Adria, e soprattutto è stato scavato in epoca recente. Vediamo che ci sono delle similitudini, assolutamente, ve le faccio notare, sia il rapporto molto stretto tra la città e l'idrografia, sia il fatto di avere un asse principale
che poteva essere un canale o una strada. Per Adria non sappiamo se corrispondesse appunto a un canale interrato, poi interrato in età romana è diventata strada, o se fosse già una strada in età etrusca. Probabilmente è più verosimile un canale, al quale però si aggiungono canalizzazioni trasversali che delineano un andamento regolare della città. E la città di Spina, come la città di Adria, non è altro che un insieme di edifici in legno, paglia e argilla, che sono i materiali che si trovano in queste zone. La città di Spina, come sembra anche la città di Adria, almeno dalle evidenze che sono emerse proprio qui nell'area del pubblico giardino, che è di limite, diciamo, dell'insediamento, la città di Spina, come forse anche la città di Adria, era delimitata da una lunga palizzata adiacente ad un canale, cioè una città comunque anfibia che era circondata da canali minori oltre che da rami maggiori. Quindi se voi volete immaginarvi un'Adria antica, così come se riuscissimo anche noi a fare un disegno grafico di quella che doveva essere Adria, dovreste immaginarvi l'attuale via Angeli come asse principale, al quale si affacciano varie abitazioni, ma con canali che soltanto in età romana vengono colmati e diventano strade. Ma la funzione di canale rimane, perché sotto alle strade ci sono le cloache, quindi comunque una grande opera di canalizzazione. Abbiamo visto quindi quale doveva essere il limite della città e quale doveva essere l'impianto regolare della città, con canali e case in argilla. Vediamo adesso un po' più precisamente cosa ci dicono gli scavi rispetto a, andiamo un po' più nel dettaglio delle strutture. Le recenti indagini di via ex riformati hanno meglio definito sia l'aspetto urbanistico sia l'aspetto strutturale dell'antico abitato. Lo scavo ha raggiunto i primi livelli insediativi di metà VI secolo a.C. a oltre 5 metri di profondità, caratterizzati da un doppio tavolato ligneo. Quindi i livelli più antichi hanno questo tavolato ligneo, dello stesso tipo di quelli ben riconosciuti nello scavo ottocentesco di Cortile Ornati, dove Francesco Antonio Bocchi scrive: quindi a metri 5,50, molto simile, sentite, a via ex riformati, un piano pavimentato da tavolato di rovere a pezzi grossi metri 0,12 e larghi metri 0,45 circa, lunghi metri 0,80, dai quali pezzi veniva coperta gran parte della fossa scavata, cioè dello scavo. E i travi trasversali avevano essi pure dimensioni marcate ed uno di essi lasciava intravedere un incastro a metà grossezza e così via. Quindi su Cortile Ornati Francesco Antonio Bocchi ce lo descrive il tavolato, ma il tavolato è stato rinvenuto anche nel 1936 in un altro sito, nello scavo del pubblico giardino. Ecco qui le fotografie dove vedete il tavolato e alcune palificazioni, e nella vetrina che avete alla vostra destra abbiamo collocato un reperto particolare, ossia il plastico di questi rinvenimenti del 1936, che era stato fatto proprio tra gli anni 30 e gli anni 40 per poter spiegare in museo che cosa era stato rinvenuto negli scavi. Quindi questo plastico adesso lo abbiamo esposto, probabilmente lo possiamo tenere lì, di solito è nell'ufficio della direttrice, però in effetti è una buona testimonianza di quello che si trova nello strato più profondo e più basale quando si scava Adria etrusca.
di sopra di questi livelli, quindi al di sopra del tavolato, una successiva fase insediativa era costituita da un terrapieno, eccolo qui ben visibile in questa diapositiva, eccolo qui, delimitato da un sistema di fossati su cui insisteva un edificio databile alla fine del VI, inizi del V secolo a.C., noto come casa laboratorio per l'attestazione di attività metallurgiche connesse a una funzione abitativa. L'impianto della casa laboratorio rivela un preordinato progetto di costruzione. Il perimetro messo in luce è delimitato da almeno 6 robuste travi orizzontali, ben squadrate, lunghe circa 2,5 metri. Incassate nel terreno, esse costituiscono l'intelaiatura perimetrale dell'edificio, mentre 2 travi allineate est-ovest dividono lo spazio interno in 2 ambienti probabilmente comunicanti. Eccoli qui, i 2 ambienti. Le travi basali sono a loro volta posizionate, talvolta a incastro, su corte travi, queste qui, ad esse perpendicolari, e su plinti di sostruzione, formati da coppie di paletti infissi verticalmente. Le travi corte, di particolare robustezza, sono in tutto 12 e si distribuiscono lungo il perimetro dell'edificio a distanze regolari di circa 2 metri. La loro funzione doveva essere quella di battipalo, in corrispondenza dei pilastri angolari e mediani dell'impalcato verticale, per una maggiore stabilità della struttura e il trasferimento a terra dei carichi dell'elevato. Ecco qui, in queste diapositive, quindi vedete tutta la parete, che è questa, con la trave, e in corrispondenza di dove dovevano essere i pali verticali, ecco allora che ci aiuta nell'individuare l'alzato, questo tipo di struttura, sono state trovate delle travette che quindi, immaginate che il terreno doveva essere comunque umido e cedevole nonostante l'ampio podio, delle travette che potevano aiutare alla distribuzione dei carichi. Oltre alle travette anche dei plinti, cioè degli ulteriori pali infissi verticalmente per dare ancora più stabilità alla struttura. Se dobbiamo, qui in museo, sempre se dobbiamo immaginarci una ricostruzione di queste foto tecniche, insomma, che vi propinano sempre gli archeologi, qui in museo c'è un plastico ricostruttivo, opera della dottoressa Sandra Bedetti, in cui si vedono bene il podio, il canale che era adiacente a questa casa laboratorio, il podio con tutto il fasciame e tutti i materiali che dovevano servire a costipare, le travi con le travette trasversali che stavano sotto ai pali verticali. E in questa casa anche la dottoressa Bedetti ha segnalato il tramezzo che divideva i 2 ambienti. L'attività metallurgica di questa casa risulta concentrata nell'ambiente settentrionale, occupato nella sua parte centrale da fosse di fusione e da un ampio focolare. Nel secondo ambiente la presenza di ossa animali e numerosi frammenti di vasellame associati a focolari minori su vespaio suggerisce invece un utilizzo abitativo. Il materiale ceramico, ancora in corso di studio dagli ex riformati, comprende principalmente vasellame da cucina e coppe in ceramica etrusco-padana, ma anche frammenti di anfore da trasporto greche e alcune attestazioni di ceramica attica figurata, dando un inquadramento cronologico tra la fine del VI e i primi decenni del V secolo a.C. L'intensa attività metallurgica è avvalorata non soltanto dalle fosse di fusione, ma anche dalla presenza di 2 lingotti emisferici di piombo e di almeno 6 ais rude, cioè sempre lingotti di bronzo invece, rinvenuti nel vano settentrionale. Il contesto di via ex riformati conferma la presenza di attività artigianali all'interno dell'abitato,
già suggerita dallo scavo condotto nel 1992 in via San Francesco. Ecco, con chi trova confronti questa casa di via Ex Riformati? Recenti scavi proprio da Spina hanno individuato case che hanno la stessa struttura, anche con i travetti orizzontali che qui non si vedono bene in questa diapositiva, ma gli scavi più recenti proprio presentati a Bologna ce l'hanno confermato. Questa tecnica delle travi dormienti si chiama, cioè di questi travetti che aiutano il sostegno della struttura, è attestata anche a Spina. Sarà attestata anche a San Basilio? Lo vedremo con il proseguo degli scavi. Forse voi sapete che sono iniziati da 2 o 3 anni campagne di scavi a San Basilio, sembrano per ora ancora attestate sui livelli di età ellenistica, non siamo ancora arrivati nel VI-V secolo a.C., tra qualche anno sapremo se questa è una tecnica costruttiva che viene impiegato in tutta l'area lettizia, quindi anche a San Basilio di Ariano nel Polesine. Intanto abbiamo il bel confronto da Spina. Questi sono i dati di scavo, però questo nostro lavoro ha comportato anche lo scavo nello scavo, cioè lo scavo nei depositi alla ricerca dei dati ottocenteschi. È una migliore definizione dei dati ottocenteschi. Per una migliore definizione di altri aspetti urbani, poiché sono poche le occasioni di scavi estensivi ad Adria, a causa della persistenza dell'abitato moderno su quello antico, si rende necessario ricavare più informazioni possibili dalla revisione degli scavi ottocenteschi effettuati tra il 1878 e il 1882 da Francesco Antonio Bocchi, con metodologia di raccolta, documentazione e catalogazione dei reperti accuratissime. Questo lavoro di revisione degli scavi ottocenteschi, già avviato da Luigi Donati e Alessandra Parrini negli anni 90 con lo studio dello scavo del pubblico giardino, recentemente ha visto un importante sviluppo nell'edizione delle iscrizioni etrusche da parte di Andrea Gaucci, pubblicate per contesto nel Corpus Inscriptionum Etruscarum e discusse e interpretate nel successivo volume Iscrizioni della città etrusca di Adria, testi e contesti tra arcaismo ed ellenismo. Questo volume che è stato presentato anche qui in museo prima del lockdown, o forse durante il lockdown in un caso eccezionale di libertà che avevamo. Per il raggiungimento dell'obiettivo di lavoro, oltre al riordino dei depositi del Museo Archeologico Nazionale di Adria, condotto già anni fa dai colleghi, coordinati dalle direttrici e dal signor Leonardo Di Simone, da una parte si sono, oltre appunto a questo lavoro di scavo dei depositi, diciamo di riordino dei depositi, si sono da una parte raccolti tutti i documenti relativi all'operato del Bocchi come primo ispettore agli scavi per Adria, che erano conservati presso l'Archivio Centrale dello Stato a Roma. Dall'altra è stata effettuata, durante i mesi di lavoro agile dei custodi del museo, la trascrizione digitale integrale dei cataloghi delle collezioni Bocchi e Civica, con più di 16.500 voci. In particolare, quest'ultimo lavoro, la trascrizione dei cataloghi ottocenteschi, davvero imponente, per il quale devo ringraziare i colleghi del museo Susanna Ruzza e Antonio Zandonà, sotto la direzione scientifica di Federica Vielmarin, si è rivelato un potente strumento di indagine. Ha consentito di velocizzare l'esatta identificazione dei reperti conservati in magazzino e il loro confronto incrociato per la definizione di ciascun contesto di scavo. Un lavoro questo che è stato avviato per alcune classi di materiali e che sta già dando risultati insperati. In particolare la dottoressa Vielmarin lo sta applicando allo studio integrale della ceramica attica a figure nere. La documentazione conservata nell'Archivio di Stato di Roma ha consentito in particolare la collocazione corretta nella pianta urbana di uno degli scavi del Bocchi, cortili ornati, molto importante. Si è compreso
che nella trasposizione litografica per la pubblicazione su Notizia degli Scavi del 1879 il sito era stato erroneamente posizionato nei pressi della chiesa della tomba, cioè qui. Il corretto posizionamento lo colloca invece più ad ovest, in un'area più centrale e a soli 44 metri di distanza dallo scavo di via Ex Riformati, e quindi a 246 metri e non più 100 dalla chiesa della tomba. Allora, questa è un po' una questione un po' complicata, ve la spiego. Dunque, allora, questa è la pianta dalle pubblicazioni di Adria in età antica, delle collocazioni degli scavi di Francesco Antonio Bocchi, pubblicata nel volume di Notizie degli Scavi del 1879. Come vedete non vi orientate, ma cercate di orientarvi perché il nord è sotto, quindi non siete abituati. Questo qui è il Canal Bianco interno, questo è il pubblico giardino dove sorge il museo, e questa la chiesa della tomba, e questa qui la chiesa alla fine di Via Angeli, i frati. Questa qui è Via Angeli, e Via Badini non c'era ancora. In questa pianta, pubblicata nel 1879, Cortile Ornati era stato collocato molto vicino alla chiesa della tomba. Noi però all'Archivio Centrale dello Stato a Roma abbiamo trovato la pianta originale che Francesco Antonio Bocchi aveva trasmesso a Roma, ai suoi superiori a Roma, dopo aver effettuato gli scavi, che è questa qui giallina. In effetti noi, cercando di collocare Cortile Ornati, che è un sito molto particolare, sul quale avevamo insistito particolarmente, abbiamo cercato di, non prendendo dalla pubblicazione, cercavamo in tutti i modi di collocarlo nel catasto ottocentesco. E insomma, guarda che ti guarda, queste costruzioni qui, le vedete? Riesco a evidenziarle abbastanza bene, cioè queste file di case, proprio non riuscivamo a collocarle qui vicino alla chiesa della tomba, ma si collocavano sempre nell'abitato adiacente. Cosa era successo? È successo che il copista che ha copiato la pianta originale del Bocchi ha erroneamente collocato tutte le case nell'isolato vicino, non nell'isolato giusto, che sarebbe questo qui dove la pianta originale lo collocava, ma nell'isolato accanto. Quindi tutti gli studiosi, fino a poco tempo fa, quando trovavano qualcosa di particolare a Cortile Ornati, in particolare qualcosa che ci ricordava un ambito sacrale di Cortile Ornati, dicevano logicamente ci va bene che sia un ambito sacrale perché è molto vicino alla chiesa della tomba, dove fin dall'Ottocento si pensa che fossero collocati dei santuari o comunque un'area sacra dedicata ad Apollo e Iride. Il fatto che Cortile Ornati in realtà, grazie al rinvenimento della pianta originale, sia da collocare più centrale, più vicino a via Ex Riformati in realtà, che è questa, e qui è ubicato lo scavo di via Ex Riformati, ma anche vicina ai rinvenimenti del pubblico giardino, è un dato importante. È un dato importante perché aumenta un po' la complessità di questa Adria in età etrusca e aumenta anche le domande che ci si può fare sul sito di Cortile Ornati. Spero di essere stata chiara. Per quanto riguarda il riscontro dei materiali per contesto, si presentano i primi frutti del lavoro di confronto tra reperti e cataloghi. All'interno di tutta la ceramica attica degli scavi 7 ottocenteschi effettuati ad Adria, figure rosse, figure nere e vernice nera, che si attesta in totale sulle quasi 8.000 unità per la collezione Bocchi e oltre 800 per la collezione civica,
abbiamo estrapolato i dati dei 2 siti più significativi e con collocazione certa, quelli del Pubblico Giardino nord-ovest e di Cortile Ornati per l'appunto. Da qui proviene una mole enorme di materiale attico, soprattutto rispetto a quello restituito dagli scavi recenti di via ex riformati e di via San Francesco. Dal grafico vediamo che ci è rimasto identificato con sicurezza solo una parte di quanto registrato dal Bocchi nel catalogo della collezione civica. La quantità di ceramica attica da Cortile Ornati è tanto più notevole per il fatto che il saggio di scavo effettuato fu di dimensioni molto contenute rispetto a quello del Pubblico Giardino nord-ovest. Ecco qui in blu la ceramica attica da Pubblico Giardino, in rosso la ceramica attica da Cortile Ornati. In blu quella, da questa parte a sinistra gli individui, cioè i pezzi che Francesco Antonio Bocchi ci ha descritto nei cataloghi, e alla vostra destra invece i pezzi che ci sono con sicurezza rimasti, cioè che siamo riusciti a identificare. Un po' sono andati persi, altri forse sono pezzi che non sono andati persi ma che non riusciamo a identificare perché magari hanno perso l'etichetta, la preziosissima etichetta originale che Francesco Antonio Bocchi aveva apposto. Quindi vedete che ci si basa sempre su di un campione abbastanza limitato di quello che era originariamente nell'Ottocento. La distribuzione cronologica della ceramica attica è simile in entrambi i siti, cioè dalla metà del VI fino all'inizio del IV secolo a.C., con una notevole concentrazione a cavallo tra il VI e il V secolo a.C. La maggior parte delle forme attestate sono forme berbere, tutti i tipi noti, seguite dalle lechitoi e da qualche, cioè i portaprofumi, i vasi portaprofumi, e da qualche rara forma per contenere. Ecco, in questo bel grafico che ci ha procurato, che ci ha redatto, forse vuoi parlare tu della ceramica attica? Vado. Come vedete qui si parte dalla seconda metà dalla prima metà, no, seconda metà del sesto, sì, e andando avanti con la cronologia si vede l'andamento tra Pubblico Giardino, le figure nere in blu, il Pubblico Giardino, le figure rosse in azzurro. Quindi vedete anche questo scambio tra la ceramica a figure nere e la ceramica a figure rosse, diminuisce l'una e aumenta l'altra, e poi per Cortile Ornati in verde le figure nere e in verde più chiaro le figure rosse, quindi il medesimo andamento. Va aggiunto che in queste due aree, da queste due aree, quindi da Pubblico Giardino e da Cortile Ornati, provengono alcuni fra i materiali di importazione più antichi attestati ad Adria, con una leggera anteriorità del Pubblico Giardino nord-ovest, dal quale proviene il noto frammento di cratere mesocorinzio databile al 580-570 a.C. Quindi il materiale più antico da questi due siti che, come abbiamo visto, si sono più ravvicinati grazie agli studi dei documenti di archivio rispetto a quanto immaginavamo. Ecco qui, adesso sì, ti lascio la parola. Ecco qui due antologie, diciamo, della ceramica a figure, della ceramica greca rinvenuta nei due siti, però lascio la parola a Federica. Allora, qui un insieme di immagini di vasi sia a figure nere che a figure rosse provenienti dal Pubblico Giardino nord-ovest.
dove questo è un cratere a calice, e poi ci sono forme molto particolari come il Mastos, che è l'unico fino ad oggi rinvenuto ad Adria. Vedete che si va dalla fine del sesto per le figure nere a questi due frammenti in basso a destra che sono databili all'inizio del IV secolo, quindi si riprende l'andamento di quel grafico mostrato dalla direttrice, e la produzione di ceramica attica trovata a Pubblico Giardino va dalla seconda metà del sesto all'inizio del IV secolo. Tanto per dirvi, tanto per capire l'importanza di questi frammenti, in mostra a Ferrara andranno proprio con il tema di i primi insediamenti, cioè il primo rapporto con i greci, andranno sia questo frammento mesocorinzio, che adesso è esposto proprio nelle prime vetrine, sia questa grande idria con Eracle che strozza il leone di Nemea. Cioè sono i due frammenti, i due pezzi, non frammenti, insomma, che sono stati presi per indicare i primi insediamenti nell'area del Tizia. Da cortile ornati abbiamo lo stesso un arco cronologico che va dalla seconda metà del sesto, non tanto fino al quarto quanto più verso la fine del quinto. Qui diciamo le immagini sono concentrate soprattutto nella prima metà del quinto, e questo è più tardo, ma gli altri sono tutti più antichi. Questa è un'immagine di una coppa che è ancora giù in magazzino, forse verrà esposta, ricostruita da tutta una serie di frammenti con l'aiuto anche dei testi di Francesco Antonio Bocchi. Grazie quindi alla trascrizione riusciamo a fare adesso molto meglio di come riuscivamo a fare prima, riusciamo a fare anche questi lavori di ricomposizione dei pezzi. Anche se in questo è grazie alle immagini, i disegni, quindi non alla trascrizione, quindi un parallelo. E qui tutto. Bene, grazie Federica. Così avete avuto anche... Il sito di Cortile Ornati si distingue ancora più dagli altri se prendiamo in considerazione anche altre classi di materiali, la cui cronologia è compatibile con la seconda metà del VI, inizi del V secolo. In particolare, dal sito di Cortile Ornati provengono 8 vasi etruschi dipinti, ne abbiamo messi qua uno, contro i 2 provenienti dal Pubblico Giardino. Poi, l'unico vaso daunio noto ad Adria, sono 3 frammenti, però sono pertinenti ad un solo vaso. Uno di questi, tra l'altro, questo frammento qui l'abbiamo trovato proprio facendo ultimamente, negli scorsi mesi, proprio facendo questo lavoro di riordino. Poi, un manico in ceramica a fasce dipinte, forse attribuibile a una forma di tipo Kernos o Formiscos, dopo vedremo meglio. Poi provengono 2 iscrizioni etrusche, una su piatto e una su coppa, che Andrea Gaucci attribuisce a un possibile contesto votivo, e il calice, che non ho messo in questa diapositiva, e il calice in bucchero con una scena complessa graffita sulla superficie esterna. Da Cortile Ornati provengono inoltre 5 vasi a fasce rosse e nere, che sono la decorazione tipica dei vasi veneti, contro un frammento riconosciuti con certezza dal Pubblico Giardino. I vasi veneti ad Adria sono pochi, sono praticamente soltanto 6 trovati, quindi la datazione
di questa ceramica veneta, che è compatibile con la seconda metà del VI secolo, sottolinea ancora una volta la marginalità e la recenziorità della presenza di ceramica veneta ad Adria. Tutti questi materiali, che adesso vedremo meglio, nella loro complessità caratterizzano cortili ornati come un contesto particolare per il quale è stato ipotizzato un uso sacrale e per il quale sono necessari approfondimenti dati dall'analisi di tutti i materiali. Proviamo però a guardare questi materiali un po' meglio. Il manico in ceramica dipinta. Allora, si tratta di una forma e di un tipo di decorazione non locali, di cui non abbiamo capito, non abbiamo trovato confronti puntuali, cioè non esistono pezzi esattamente uguali a questi. Tra l'altro c'è anche questa appendice da una parte dell'occhiello che forse potrebbe ricordare un simbolo fallico, come anche l'occhiello forse potrebbe ricordare un simbolo invece femminile. Però la forma di questo pezzo, che è cavo all'interno, potrebbe essere riconducibile a un kernos. Ne vedete qui uno da Cipro dell'età del bronzo, cioè un vaso per offerte con un lungo manico costituito da molti vasi messi uno vicino all'altra con un lungo manico per la presa, oppure a un formiscos, che non è altro che un sonaglio, e anche un sonaglio che aveva spesso un occhiello e che anche questo era dedicato soprattutto in ambito sacrale. Aveva la forma della zucca il sonaglio, perché evidentemente i primi formiscoi che venivano, o quelli più poveri, erano semplicemente costituiti da una zucca. Dopo poi li hanno fatti in ceramica. Quindi questo foro all'interno del manico ci fa pensare che si potrebbe trattare di una forma di questo genere. Anche però la ceramica etrusca dipinta ci sembra un po' strana. La professoressa Govi, che l'ha pubblicata nel 2012, ha fatto ben notare come questo piatto, si tratta proprio di un piatto, non vi abbiamo messo il profilo, però credetemi, ed è esposto lì, sia molto particolare. Come vedete non è un piatto per l'utilizzo, per essere mangiato. Ha una decorazione particolare, cioè un grande occhione di cui vedete la ghiandola lacrimale e il sopracciglio, che anche si estende in modo decorativo e va anche sotto, diciamo. Un grande occhione che noi prima in museo avevamo esposto come se fosse un occhio, ma notando che ci sono due forellini per l'affissione, in realtà questo piatto andrebbe esposto in questo modo, con l'occhio in verticale. Voi sapete che l'occhio, il motivo dell'occhio nell'antichità era molto particolare, perché l'occhio aveva un significato apotropaico, di portafortuna, veniva in particolare, il significato veniva associato al dio Dioniso, che viene raffigurato spesso con due grandi occhioni. Quindi l'occhio per l'ambito sacrale ci può stare. Così come anche l'affissione del piatto ci può ricondurre proprio ad un ambito votivo, perché sappiamo che sia in ambito greco che in ambito etrusco questi piatti venivano appesi nei santuari come ex voto o come pinaches, cioè come quadretti votivi all'interno dei santuari. Di questi piatti forati, questo qui è il più bello, ma ce n'è uno non decorato, comunque forato, non decorato almeno di cui non rimane la decorazione, perché non sappiamo se c'era magari una vernice evanida che è sparita del tutto, perché anche un altro piatto etrusco reca questi fori per l'affissione. Non piatti quindi funzionali al mangiare, ma con un altro scopo.
Sì? Posso aggiungere? Sì? Anche nelle tombe etrusche abbiamo i piatti con i due forellini che si appendono alle pareti, quindi non è una caratteristica solo dei santuari ma anche Delle necropoli. Qui però escludiamo l'ambito funerario, proprio escludiamo la presenza di tombe perché siamo in pieno abitato e l'area delle necropoli era diversa. Quello che però ci orienta di più verso un ambito sacrale, e l'ipotesi appunto è stata proprio di Andrea Gaucci, è sia il tipo di iscrizioni etrusche sia la presenza di questo calice in bucchero. Questo calice in bucchero che abbiamo esposto, perché prima non era esposto, prima dello studio di Gaucci, ha un fondo con delle lettere in legatura, lettere legate, di cui non si capisce bene il significato, e ha una scena marina graffita. Come vedete, una scena marina graffita, cioè rirovesciando il calice, perché solitamente il calice viene presentato messo per dritto, insomma, rovesciandolo si vede che è stata operata una linea graffita che corre lungo tutto il vaso, dove ci sono due figure che Andrea Gaucci ha identificato come un mostro marino che sta al di sotto di questa linea. Vedete che c'è questa forma con una coda tipo di pesce e con la bocca aperta al di sotto della linea, che probabilmente raffigura la linea del mare, e qui quello che Andrea Gaucci ha interpretato come una nave con le velatura, con i due remi alla poppa che fungevano da timone. Sapete che una volta nelle navi antiche il timone non era come nelle nostre navi, ma erano due remi posti a poppa, e con degli remi ausiliari che aiutavano nella navigazione. Quindi praticamente questa scena potrebbe raffigurare la scena dove sono localizzati rispetto al vaso le due figure. Sono localizzate in modo proprio diametralmente opposto, come se il mostro non vedesse la nave e la nave non vedesse il mostro. Però si vanno incontro, la prua della nave è orientata verso il mostro. Allora, se mi permettete, vi leggo quello che ha scritto Andrea Gaucci. Sì? Aggiungo una cosa, il calice di solito è appoggiato sul piede, però in ambito etrusco è normale anche usare il calice come coperchio e quindi in questa posizione. Quindi probabilmente questo è stato usato come coperchio e per questo motivo applicata alla decorazione. Allora, abbiamo detto che le iscrizioni, non soltanto queste ma anche due altre iscrizioni sono importanti secondo Andrea Gaucci. Vi leggo il passo. Allora, tre dei documenti più significativi, cioè il piatto con l'iscrizione Mi al, graffita dopo la cottura sul fondo esterno, la coppa con l'iscrizione Mi Venelus Car, sempre sul fondo esterno, e il calice con la scena complessa graffita nella parete esterna e le lettere in legatura, furono recuperati tutti integri o quasi, facendo sospettare che il contesto intercettato dallo scavatore fosse coerente e i vasi deposti volontariamente, forse come parte di una o più azioni rituali. Anche il contenuto epigrafico orienta verso questa ipotesi. Ciò si evince dalla dedica di dono, mi al, cioè vuol dire io sono il vaso donato da qualcuno, cioè io mi e poi un nome, e dalla formula parlante
del Cara di Veneri, dove in Cara si potrebbe vedere la denominazione del vaso medesimo, cioè mi Venerius car vuol dire proprio io sono il vaso posto da Venerius, che è un nome. Questo rappresenta l'unico vaso in bucchero graffito dell'intero contesto, che altrimenti documenta l'uso di ceramica depurata e ceramica grezza. Oltre al monogramma di difficile scioglimento sul fondo esterno, nella parete esterna si sviluppa una complessa raffigurazione graffita sempre dopo la cottura. Verosimilmente una nave in viaggio verso destra, fortemente abbozzata, ma la cui identità dovrebbe essere suggerita dalla disposizione del timone, di 2 remi, dell'albero e forse dei tiranti che danno la forma triangolare all'immagine. È un mostro marino diretto verso sinistra, dal corpo anguiforme e pinna caudale verticale. Sono disegnati in posizioni diametralmente opposte rispetto all'asse del vaso, la prima sopra e il secondo sotto una linea di incerto andamento, graffito orizzontalmente e che percorre tutta la circonferenza della parete e che rappresenta il mare. Nave e mostro si vengono così incontro, evocando il pericolo, ben sottolineato dalle fauci spalancate della creatura, il pericolo imminente durante il viaggio marittimo, immagine che dall'orientalizzante in poi venne usata nel mondo etrusco anche come metafora di quello oltremondano del defunto. La raffigurazione, come diceva Federica Belmarin, si può apprezzare ribaltando il calice. Proprio questa posizione permette di vedere anche il monogramma nel fondo esterno. Non è chiaro se la scena rappresentata possa essere una metafora oppure davvero alludere ai pericoli della navigazione. Ma in ogni caso sembra legittimo chiedersi se il vaso capovolto non rappresenti l'offerta compiuta a seguito di un evento dal buon esito e che dunque il monogramma possa veicolare il messaggio, eccetera, eccetera. Cioè Andrea Gaucci ipotizza per questo vaso, che è stato posto così ed è stato graffito dopo averlo posto, che sia un vaso offerto, cioè un vaso che conteneva un'offerta, l'offerta viene versata per terra e poi il vaso suggella l'offerta effettuata con il graffito. Perché ho effettuato questa offerta? Perché ho donato questo vino o questo altro tipo di offerta alla divinità? Perché la divinità mi ha salvato dai pericoli del mare, oppure per essere salvato dai pericoli del mare perché dovrò intraprendere un viaggio pericoloso. Perché perché Andrea Gaucci ritiene importante che il vaso sia stato rovesciato a terra? Perché proprio nel santuario di Pirgi, nel santuario X di Pirgi e ultimamente nel santuario di Marzamotto, rinvenuto di Marzamotto, e sono dati che sono stati presentati proprio a Bologna, a giugno a Bologna, sono state rinvenute 2 aree sacre dove i vasi, addirittura le grandi olle, erano deposte con la bocca verso il fondo. Perché? Perché bisognava dare da mangiare non agli dei, quelli che stavano in ambito olimpico, ma agli dei ctoni, ossia ad Ade e a Core, Persefone, o anche a Dioniso. Infatti il santuario di Pirgi è dedicato a un attimo, perché Ade e Persefone sono non mi ricordo mai il nome in etrusco, tu te lo ricordi? La dedica? Vabbè, insomma, comunque il santuario di Pirgi è dedicato alle corrispettivi etruschi di Ade, Persefone, e a Fufluns, cioè a Dioniso.
Ecco allora che questo vaso tra l'altro è importantissimo per noi, perché è l'unica raffigurazione che abbiamo, oltre a un piccolo frammento di ceramica attica che raffigura però solo una parte di una nave, di una navigazione. Il fatto che possa venire da un contesto sacrale in pieno abitato, tra l'altro, apre 1000 prospettive su Adria etrusca. Importante anche dire 2 parole sulla ceramica veneta, che è molto particolare, cioè qui ad Adria e a San Basilio si rinviene una ceramica con forme etrusche ma decorazione di tipo veneto, cioè questo tipo di calice, vi siete accorti che è lo stesso calice che abbiamo visto in Bucchero? È la stessa forma. Questo viene da San Basilio, questo viene da Adria, la decorazione è a fasce rosse e nere come la decorazione tipica veneta, ma in ambito veneto questi tipi di calici non ci sono né a Padova né a Este. I vasi tipici di Este sono invece questi a fasce rosse e nere, oppure coppe coperchio come queste cordonate, ma non con questa forma particolare. E qua si apre tutto un mondo. Si apre un mondo perché si possono aprire 1000 ipotesi e speriamo che gli scavi di San Basilio possano darci una risposta. Si aprono ipotesi anche sul tipo di produzione artigianale. Chi era questo? Era un artigiano etrusco che aveva delle committenze anche venete e quindi faceva i vasi come li sapeva fare lui. Però dato che c'era la famiglia altolocata di ambito venetico che gli chiedeva i vasi così come quelli di Este, allora lui ha provato ad adattare le forme che lui conosceva alla committenza. Oppure l'incontrario, era un vasaio veneto che ha cercato di portare la decorazione venetica in un ambito etrusco e quindi insomma diciamo no, questa seconda non mi convince, in realtà mi piace più l'idea della committenza, cioè noi troviamo anche vedete, da minimi pezzi di ceramica troviamo comunque questa peculiarità di Adria, che è all'interno di un complessissimo sistema tra greci, etruschi e veneti, perché a nord di Adria c'è il mondo veneto e questo l'Adige era proprio una via preferenziale tra Este e Adria, che però vanno in commistione tra loro. Probabilmente questi sono vasi, bisognerà fare delle analisi petrografiche, ma io penso che le analisi petrografiche diranno che questa ceramica è argilla locale di un ceramista che ha unito forme di una cultura e decorazioni di un'altra, così come anche per la famosissima coppa di San Basilio che è una coppa figurata, sempre in rosso e nero, ma con figurazioni di tipo greco. Bene, quindi tornando al nostro pubblico giardino, il numero 1, e a Cortili Ornati, il numero 3, nel complesso quindi cosa possiamo dire di questi dati che ha presentato Federica e che ho presentato io? Che nel complesso Cortili Ornati e pubblico giardino, quindi il 3 e l'1, posti ai 2 lati dell'asse centrale di Via Angeli, sembrano rappresentare il cuore più antico della città di pieno VI secolo a.C. e rivestire una particolare centralità alla luce della varietà dei materiali di importazione. Vi ricordate anche la ceramica Daunia che proviene dalla Puglia, e della ricchezza e alta qualità della ceramica attica, che distinguono nettamente questi contesti dagli abitati artigianali di Via Ex Riformati, il numero 2, e di Via San Francesco, il numero 4.
L'asse di Viangeli, che congiunge i due siti, termina poi a est con l'area della chiesa della Tomba, un altro luogo di particolare pregnanza, dove tradizionalmente viene riconosciuto il complesso sacrale connesso alle note iscrizioni votive e ginetiche. Da qui infatti provengono le due famose iscrizioni con dedica ad Apollo e a Iris, rinvenute il 3 settembre 1811 dal canonico Bocchi in occasione degli scavi autunnali condotti presso il monastero delle Monache Agostiniane, quindi il punto numero 5. A confermare questa ipotesi concorrono anche altri materiali provenienti dallo stesso luogo, come un frammento di epinetro, oggi disperso, un particolare vaso attico che veniva offerto dalle donne perché era un vaso, un copriginocchia per lavorare la lana, per filare la lana che veniva arrotolata sulle ginocchia e ci si metteva una particolare come? Per cardare, ok, non per filare. Nonché dall'area della tomba proviene la notizia del rinvenimento di oltre 200 bronzetti votivi avvenuto intorno al 1608 in occasione dei lavori di ristrutturazione della chiesa della tomba proprio. Se dovesse essere confermato anche l'aspetto votivo di cortile ornati, che nella sua esatta collocazione, vista adesso appunto come abbiamo detto oltre 240 metri dalla chiesa della tomba, si aprirebbero nuove prospettive nell'interpretazione di questo antico centro del tizio etrusco. Bene, ho finito. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto quindi l'estensione dell'abitato, adesso data con esatta precisione, dato dai nuovi carotaggi. Abbiamo rivisto abbiamo visto la presenza di questo corso minore, il maggiore era più a nord, lungo l'attuale via Retratto, che proviene probabilmente dal Po di Copparo e apre nuove prospettive nei rapporti di Adria sia con San Basilio sia con Spina. Abbiamo visto l'andamento regolare di questa città etrusca, simile a quella di Spina. Abbiamo visto le fasi, abbiamo visto quindi la fase più antica, un tavolato sul quale non si sa in realtà che cosa era stato costruito o per cosa era stato utilizzato questo tavolato, ma poi coperto da una successiva fase insediativa, quella con il podio e con la casa in legno, di cui appunto abbiamo il plastico, molto simile a quelle di Spine. E abbiamo visto un po' come all'interno dell'abitato riusciamo a identificare un'area più antica, che sembra essere questa proprio lungo Viangeli, non ci stupisce, diciamo, cioè che lungo il canale principale ci fossero le zone più antiche, più ricche e quelle dove c'erano più attività di tipo commerciali. Una delle quali, Cortile Ornati, ci sembra possa essere un ambito votivo. Non ci stupisce, non dobbiamo pensare a nell'antichità l'ambito votivo poteva essere anche domestico o comunque era inframmezzato all'interno dell'abitato, mentre invece le aree metallurgiche sembrano essere un po' distanti dall'asse principale di via Angeli. Con questo io ho finito, spero di non avervi annoiato e grazie. Faccio da moderatore a me stessa, quindi se ci sono domande. Io sono curiosa, i 200 bronzetti votivi, dove sono finiti? Non ci sono, fusi tutti. Purtroppo non ci sono più. Allora, se ritrovo la pagina, vi dico anche qual è allora, è una notizia, pensa, del 1632, cioè Stefano Bruni e Loredana Stefano Bruni
ha trovato una notazione all'inventario dei bronzi allegato al testamento del 1632 del ferrarese Roberto Canonici, che ne ebbe 2 in dono dal patriarca di Venezia, cardinale Francesco Vendramin. Cioè, questo Roberto Canonici dice: il cardinale Francesco Vendramin mi ha regalato 2 bronzetti che provengono da Adria, dove presso la chiesa della tomba, dove sono stati trovati 200 bronzetti. Quindi è una notizia di terza mano, però è l'unico aggancio che abbiamo. Sappiamo che provengono bronzetti da Adria, alcuni sono in museo, ma altri sono anche in altri musei, per esempio ce ne sono almeno sicuramente 1, se non 2 al museo etrusco, nazionale etrusco di Firenze, ce ne sono forse alcuni a Treviso, perché il canonico Bocchi se li ha portati a Treviso quando si è trasferito, si è portato alcune cose di Adria, però la notizia della provenienza, l'unica notizia che abbiamo è del 1600. Posso Sì. aggiungere una cosa? Questo è un classico esempio che spiega poi l'agire dei bocchi, perché prima dei bocchi si vendeva tutto, si regalava tutto e andava tutto via. Mentre i bocchi hanno iniziato, già con Ottavio, ma soprattutto con Francesco Girolamo e Stefano, a tenere tutto all'aria, conservare tutto. Sì. C'è un'altra domanda? Sì? No, più che una domanda era una precisazione, cioè volevo, a proposito di corsi d'acqua, fino al 1152, perché noi abbiamo concetto dei corsi d'acqua come sono adesso costituiti con gli argini e tutto quanto, cioè, fino al 1152 che c'è stata la rotta del Carolo che ha dato origine al Po di Venezia, qui era tutta una palude e l'acqua seguiva il suo corso verso il mare in modo naturale, non come adesso che l'uomo in canale fa gli argini e cose così. Perciò il Po cambiava continuamente il suo percorso. Cosa succede? Che il Po principale era quello di Copparo, che passava di Copparo, che si chiamava il Po di Volano, che esiste ancora, ma è attualmente come un canale. E dopo c'era il Po di Tegmano che passava per Spina. Con la rotta di Carolo del 1152 è stato dato origine alla nuova costituzione del nostro territorio. Perciò era normale che il Po da Copparo veniva fin qua, perché sono stati dopo i benedettini 300 anni fa che hanno costruito gli argini, che hanno incanalato l'acqua. Però a differenza di quello che succede ora, una volta costruivano sui punti più alti, a parte alcuni eventi di alluvionistici dove ci sono stati, però non succedevano quei disastri che succedono adesso, che cerchiamo di incanalare. Era solo questa precisazione. Questa è un'osservazione giusta. Allora, io non sono una specialista di idrografia, c'è qualcun altro qui più specialista di me di idrografia. Allora, una cosa è vera, che nell'antichità i fiumi esondavano e prendevano spesso l'alveo l'uno dell'altro, tant'è vero che quello che noi chiamiamo il sistema Po Tartaro è perché sembra, proprio studiando le sabbie, che fino al VI secolo quello che passava a nord di Adria, quello grande, fosse un ramo del Po, e che nel VI secolo fosse stato invece occupato in seguito ad alluvioni, a cambi di alvei, dal Tartaro, quindi con un diverso regime anche fluviale, perché sappiamo che il Tartaro è un fiume di risorgiva. Anche l'attuale corso dell'Adige era un alveo del Po, e se noi andiamo verso Sant'Apollinari, dove c'è l'Adigetto, noi vediamo la costruzione di case da una parte, da quell'altra, anche quello lì era un paleoalveo del Po che attraversava, che veniva verso Adria. Però noi ed è sempre questo che cerchiamo di fare e non fare, cioè il Medioevo o l'età rinascimentale, prima della rotta della Cucca, dobbiamo sempre un po' prendere con le pinze il fatto di dire Adria etrusca, l'idrografia, il paesaggio di Adria etrusca doveva essere simile a quello del Medioevo. Forse sì, ma bisogna prendere un po' con le pinze, nel senso che gli Etruschi
avevano non irregimentato, ma avevano operato con opere di bonifica. Quindi noi in realtà sicuramente era un ambiente più paludoso, con più fiumi rispetto a quello che c'è adesso, dove la gente si spostava più in barca che con carri o altro, per cui le vie erano assolutamente vie fluviali. Soltanto abbiamo visto nella città, è soltanto in età romana che i canali vengono tombinati e si rinuncia proprio al canale interno alle case. Però anche dobbiamo ricordare che gli Etruschi hanno operato con canali di bonifica, quindi hanno regolamentato il territorio, cosa che magari forse nel Medioevo era successo un po' di meno. In quanto al fatto di costruire Adria su un alto morfologico, sì e no, nel senso che io vi ho fatto vedere quell'area che è un tell, no? Quindi un alto, però gli studi fatti da geomorfologi dell'università e da Claudio Balista, anche dal geomorfologo che collabora con la soprintendenza, hanno mostrato che l'alto morfologico non sembra dato da quello che c'è sotto, cioè non è che Adria sia stata costruita su di un dosso perché era alto e quindi si salvava di più dalle acque, ma in realtà che Adria fosse stata costruita in un punto e che questo tell si sia formato dalle stratificazioni antropiche, cioè dal VI secolo, V secolo, IV secolo e alluvioni, perché in mezzo ci sono anche alluvioni, età ellenistica, età romana, alto medioevo, basso medioevo, età rinascimentale. Cioè in quest'area a sud c'è tutta la stratificazione dall'età etrusca che ha dato apporti, e quindi questo tell non fosse così evidente nella morfologia originaria del territorio, ma si sia venuto costituendo attraverso la stratificazione, proprio attraverso la vita antropica. Adria era costruita qui perché evidentemente questo era un posto dove doveva sorgere un insediamento, perché aveva alle spalle un paesaggio un po' più asciutto che consentiva probabilmente proprio la coltivazione di cereali. Ecco, allora le fattorie, che dovevano esserci numerosissime nell'entroterra, nella famosa Cora di Adria, e però davanti a sé, cioè a est, doveva esserci un ambiente più disturbato dal punto di vista dell'idrografia, che però consentiva la navigazione fino al mare, fino ai siti di San Basilio, eccetera. Non so se Sandra Bedetti vuole aggiungere qualcosa a questo, spero di aver detto giusto, più o meno. Sì. Volevo chiedere delucidazioni circa una cosa che mi ha stupito fortemente, cioè sapere che a 5 metri di profondità c'erano dei piani tavolati che erano sottostati i reperti che hanno consentito poi di ricostruire il fabbricato di casa. Com'è possibile che siano conservati a 5 metri quando altrove sappiamo che le tombe magari si erano consumate nel loro involucro esterno di legno, tant'è che non è rimasto neanche traccia. È stato proprio la profondità che ha consentito la conservazione. Se guardate il plastico è una conservazione eccezionale. Chi ha scavato i via ex riformati dice che il legno era come tagliato ieri praticamente, ed è proprio la profondità che ha fatto in modo che non si sviluppassero dei batteri aerobici, cioè dei batteri che hanno bisogno di ossigeno, si fosse in ambiente umido, che quindi ha conservato perfettamente proprio il legno. Si pensi che da Cortile Ornati, ed esistono ancora, Francesco Antonio Bocchi è riuscito a tirar su addirittura le nocciole. Cioè, esistono ancora le scatoline ottocentesche, le abbiamo esposte qualche anno fa
qui nell'atrio del museo, le scatoline ottocentesche con all'interno le nocciole che proprio provengono da cortili ornati, e che è un'altra possibilità che ci dice che probabilmente queste erano date in offerta proprio, cioè è un'altra cosa che ci fa pensare, perché erano nocciole intere, non gusci di nocciole, ma nocciole intere, che ci fa pensare che fossero date come offerta alimentare agli dei. Adria piuttosto è la ceramica che si rovina dall'acqua, con l'acqua, se non è ceramica molto buona come la ceramica attica, ma il legno si conserva benissimo, e in questa zona appunto in vari punti c'erano questi tavolati con anche in via ex riformati sono anche state riconosciute delle botole. Cerco di farvele vedere, eccola qui. Questa qui è stata interpretata come una botola, che quindi poteva essere un ambiente sotterraneo, una cantina dove veniva magari stipata le derrate alimentari. Guardate che stato di conservazione. I primi parquet. I primi parquet. Il problema è che non si sa bene cosa ci facessero sopra questi tavolati, nel senso che avete visto poi lo strato successivo, quello con il podio, poi sopra ha proprio una casa con anche dove si sono visti, dove sono i pali verticali. Questi tavolati invece sono un po' a sé, diciamo. Cioè, o sopra c'era un tipo di abitazione molto molto fragile, che quindi era in frasche, allora no, forse le frasche non si sono ben conservate, oppure c'è ancora molto da capire. Il problema di Adria è che in questa zona, che abbiamo visto essere il cuore della città etrusca, è molto difficile scavare e andare sopra. Se quei tavolati lì ci sono i travi trasversali, vuol dire che quello lì era il piano superiore di un piano che c'era già sotto, come nelle nostre case degli anni 50 o 40, che c'erano i tavolati con i travi. Cioè, può essere così, che quello lì è il primo piano, cioè dove c'era la camera da letto. Sì, però bisognerebbe trovare anche le pareti verticali. Presente che tra questo tavolato, scusate, e quello della casa laboratorio c'è un bello strato di terreno alluvionale, quindi probabilmente qui non abbiamo trovato niente perché c'è stata un'alluvione che ha spazzato via tutto. No, l'alluvione non è qui, è sopra. Non c'è alluvione, tra il tavolato e il podio non c'è alluvione, però il tavolato diciamo che non sono stati trovati muri. Se questo fosse un pavimento di casa, no, ma nemmeno le canalette i pali verticali lei sta ipotizzando una casa a 2 piani, no? Ecco, il palo che tiene su una casa a 2 piani come minimo deve essere un palo così, anche se fosse stato tagliato o asportato dovrebbe aver lasciato una buca bella grande. Ecco, non ci sono, almeno per gli scavi effettuati, quindi sono parziali, come vedete sono solo dei saggi, non sono scavi estensivi, ma non si sono trovati i pali verticali che potevano reggere ed è per questo che noi confidiamo così tanto in San Basilio di Ariano nel Polesine. Confidiamo di capire qualcosa. Oppure si dovrebbe scavare in zone dell'abitato, vedete, via ex riformati è qui. Le uniche 2 zone dove si potrebbe scavare per capire qualcosa sarebbero l'area della Bettola, qui il terreno non edificato che attualmente era proprietà di frati, adesso mi ha detto che ha cambiato proprietà, dove però i frati non ci hanno nemmeno concesso di fare carotaggi, oppure il terreno, visto anche che c'è l'Oriana che è del comune, il terreno dove ci sono i giardini scarpari in questo momento.
è l'unico terreno non edificato. Naturalmente i giardini sono belli, bisognerebbe, per fare uno scavo estensivo bisognerebbe togliere quello che c'è e dopo lo scavo naturalmente. Ecco, un'altra cosa che noi diciamo sempre è che questo tipo di strutture non può essere musealizzato. Non lo stanno musealizzando neanche a Spina, perché sono strutture in legno, come avete visto, che è impossibile musealizzare. A 70 centimetri si trova l'acqua, qui ci vorrebbero, cioè costerebbe milioni di euro. Quindi non, a Spina per esempio sapete che restituzione hanno fatto proprio con il progetto Value? Hanno ricostruito una delle case in un'altra zona, cioè adesso se andate a Comacchio, vicino all'approdo fluviale turistico, trovate 2 o 3 case etrusche ricostruite, quindi vi potete dare un'idea di com'era, però non è un'area musealizzata, non l'hanno fatto neanche a Comacchio dove ci sono Scusi, si è stabilito l'essenza del legno? Allora, sì, però mi trova impreparata. Dunque sì, Ontano, Faggio, qualcosa di Rovere. Ontano, Faggio, Rovere, sì. Rovere che fa parte dei boschi che era male. Sì, è un po' per quello anche che il paesaggio attorno proprio è difficile ricostruirlo, perché appunto qui vedete che per Spina sono stati più hanno proprio immaginato, quelli che hanno fatto questo disegno, guidati naturalmente dagli archeologi, hanno immaginato un paesaggio molto anfibio, vedete? Praticamente non hanno messo boschi attorno a Spina e anche non hanno messo campi coltivati. Però Spina rispetto a quello che era Adria, Spina era più vicina al mare rispetto ad Adria. Quindi è per quello che vi dico, dato che le essenze sono Ontano, Rovere, Faggio, è possibile che attorno ad Adria ci fosse un ambiente un po' meno anfibio di quello che c'era attorno a Spina, anche grazie alle bonifiche etrusche che insomma dovevano aver prosciugato un pochettino. Spina praticamente era sul mare, perché l'attuale Romea era la linea litorale del mare ai tempi di Romani, perciò se noi andiamo ai tempi degli Etruschi sicuramente era più dietro ancora. Era un po' rientrante rispetto alle dune. Il cordone dunare era interessato dalle necropoli di Spina, da Valle Pega e Valle Pega, no? se non sbaglio. Mentre invece le necropoli, ecco, concludo con l'ultima diapositiva, la differenza un pochettino con l'ultima diapositiva che ho, sì, scusate un attimo, così non vi faccio saltare gli occhi, eccola qui. Ecco, rispetto a Spina, che ha le necropoli abbastanza distanti dall'abitato, però avete visto che l'ambiente che ci si immagina è un ambiente molto interessato da acque, per questo VI-V secolo le due aree di necropoli individuate sono la grande area di necropoli di Cacima, che ha restituito praticamente tutte le tombe che ci sono qui di età arcaica, che sono esposte in museo, e quindi per andare alla necropoli bisognava passare non soltanto il retratto ma anche il Po Tartaro, quindi proprio un passaggio a barca, a traghetto per andare in necropoli. E poi doveva esserci un'area di necropoli però anche qui nel Canal Bianco, dove che però ha dato una sola tomba arcaica. Tutte le altre tombe sono di età ellenistica o di età romana, tra cui anche per l'età ellenistica la famosissima tomba della Biga. Però il fatto che ci fosse una tomba di VI secolo nella necropoli del Canal Bianco ci dice che probabilmente questa necropoli era già attiva anche nel VI secolo. Comunque anche quella di Cacima
ha dato relativamente poche tombe, cioè non possiamo pensare che ci siano le tombe di tutti gli adriesi del Sesto, sono pochissime in rapporto. Quindi magari potrebbe saltare fuori certo. un altro negozio. Però in effetti, ecco, che cos'è suggestivo? E quando l'ha detto la Bonomi a Bologna io mi sono un po' commossa, devo dire. Cioè che noi adesso abbiamo visto il primo impianto di Adria, la fondazione di Adria, e poi 30 anni dopo la città costruita di ex riformati, costruita su Poggio. Le tombe, quindi abbiamo visto la fondazione di Adria, le tombe, le prime tombe che abbiamo da Kacima sono le tombe dei padri fondatori, cioè sono le tombe di persone che sono morte a metà del VI secolo, ci sono 2 o 3 tombe, non di più, a metà del VI secolo, e che quindi se sono morte a metà del VI secolo dovevano aver partecipato alla prima vita della città, e questo devo dire che è un qualcosa di emozionante, perché abbiamo i resti dell'abitato, abbiamo alcune tracce dei culti che loro praticavano e abbiamo anche però le loro tombe, quindi abbiamo gli antichi Adriati. Grazie a voi, grazie a voi.